Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, viene quasi a un tratto a ristringersi e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte, e il ponte che ivi congiunge le due rive par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago, dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di 3 grossi torrenti, scende appoggiata a 2 monti contigui. L'uno detto di San Martino, l'altro con voce lombarda il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega, tal che non è chi al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di sulle mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, ha un tal contrassegno in quella lunga e vasta giogaia dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo la costa sale con un pendio lento e continuo, poi si rompe in poggi e in valloncelli, inerte e in ispianate, secondo l'ossatura dei 2 monti e il lavoro dell'acque. Ecco qui i primi 2 minuti dei Promessi Sposi, il romance del Don Lysander, Alessandro Manzoni, 7 marzo 1785, 22 maggio 1873, 150 anni della sua morte. Alessandro Manzoni moriva appunto 150 anni fa. E mi che gemò alla fine dell'anno passato avevo pensato di fare una serie di video che ho chiamato Manzoni legge Manzoni. Spero di non essere esagerato nella modestia, sono autoironico ovviamente. Mi piaceva ricordare questo grande scrittore, al di là di portare lo stesso cognome, perché comunque, come tutti sappiamo, è quello che ha dato una veste rinnovata, più popolare, comunque anche più articolata, più ricca alla lingua italiana. È il romanzo che viene fatto leggere ai ragazzi alle medie, alle superiori, e che contiene tanti spunti belli di riflessione, di pensiero. Manzoni scrittore cattolico certamente, ma anche valido per tutti, un grande scrittore italiano, un grande scrittore milanese. E ho voluto cominciare anche la serie qui appunto con te, la lettura del Principi dei Promessi Sposi, i Promessi Sposi, Renzo e Lucia, di Juin, un uomo e una donna che vorrei sposarsi, e sulla cui storia appunto Manzoni ricama un po' tutto il suo romanzo. Ben, Don Lysander da in che per un po' di tempo, che dedicheremo un po' di mesi, magari un anno su nomi, per dire grazie per quel che te fa per la nostra lingua, per la nostra cultura, e il Signore te ne renda merito. Ciao Don Lysander.